Lo Stato finanzia 850 milioni nei prossimi 3 anni per la messa in sicurezza di scuole ed edifici pubblici e lo fa per i comuni italiani che non hanno beneficiato del bando periferie. Non solo, i piccoli comuni potranno contare a partire da quest'anno su un contributo di 10 milioni di euro annui da destinare al finanziamento di interventi diretti alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici, nonché alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all'insegnamento di nuove attività produttive. Un'ottima notizia quindi per i nostri territori? Per il sindaco di Santa Lucia decisamente no. Purtroppo il paradosso in questo Stato nemico dei comuni virtuosi è che sono stati finanziati tutti i comuni che hanno il bilancio in disavanzo, cioè chi in perdita ha preso dei soldi per mettere in sicurezza le proprie scuole, i propri edifici. Una notizia che ha fatto sussultare anche il governatore del Veneto Luca Zaia, che ha sottolineato come di questi finanziamenti non arrivi un euro ai comuni non solo del Veneto ma di tutto il nord-est. Svista sulla bozza di legge di bilancio del Ministero dell'Economia o volontà di recuperare elettoralmente zone perdute lo scorso 4 marzo? Intanto il governatore sta già sollecitando i parlamentari veneti perché questa norma non venga approvata in aula, avvallando di fatto il principio che vince chi sperpera. C'è un comune, Monteforte del Pino, ha un disavanzo di 11 milioni, ha preso 5 milioni di euro per mettere a posto le scuole. Quarto, Napoli, 32 milioni di disavanzo, anche questo ha preso 3 milioni di euro. In Italia lo Stato, che è pieno di debiti, premia i comuni che hanno i debiti e castiga invece i comuni che hanno l'avanzo di amministrazione, che sono in pareggio, che sono amministrati bene. Non si può andare avanti così con questa gentaglia che ci rende veramente la vita impossibile. Noi diventiamo matti a rispettare le regole, facciamo i salti mortali per far quadrare i conti, trovare le risorse, dare dei servizi, mettere in sicurezza le scuole e poi si crea il precedente che vengono premiati tutti questi comuni, tutti i comuni premiati sono in disavanzo, una roba vergognosa.